Sindaco Bordini, istituzioni presenti in questo passaggio dall'analogico al digitale, un passaggio di conservazione di un patrimonio culturale immenso. Un patrimonio culturale, come hai detto te, assolutamente immenso, non solo per tutta l'area montebellunese, ma io mi permetto di dire per tutta l'umanità. Questa è una data veramente storica e ripeto, non solo per la città di Montebelluna, perché comincia la digitalizzazione di cataloghi, archivi, brevetti, tesi di laurea, ma anche dei veri e propri prodotti che ovviamente con il passare del tempo, di decenni, sono soggetti ad un naturale deperimento. Questa è una capsula del tempo che permette a tutti noi di fare innovazione tenendo conto però di ciò che è stato il passato. Il passato è il frutto di ciò che noi siamo, scusate, il frutto del nostro passato. Non dobbiamo dimenticare quell'artigianalità, quel know-how che hanno reso enorme e fondamentale la nostra città a livello della calzatura sportiva in tutto il mondo. È una tappa fondamentale perché le nuove generazioni, le future generazioni possano contare su un substrato storico, ripeto, di importanza mondiale. Grazie.